Ben ritrovati con il TG Pro Loco, grazie ovviamente per tutti coloro i quali ci stanno seguendo in queste settimane, per coloro i quali ci mandano messaggi e ci stanno vicini in vari modi. Abbiamo ospiti nuovi, Pro Loco, che ci vengono a raccontare tutto ciò che di fantastico riescono a fare anche in questa emergenza. Io voglio salutare collegati con noi la Proloco di Pernumia in provincia di Padova con il presidente Luca Rango. Presidente, buona giornata, Bu- Buonasera, buonasera a tutti voi. buonasera Buonasera. e un buonasera anche al presidente di Umpli Vicenza, Maurizio Carlesso. Maurizio, buona Buonasera, giornata, buona serata. buonasera e grazie a tutti di essere qui. Da Vicenza andiamo nel Bellunese a salutare la Proloco di Pedavena e il suo presidente Elvio Cecchet. Elvio, anche a te un Buonasera. saluto. Grazie a voi. Allora, noi stiamo aspettando, vedremo se si collegherà con noi anche il presidente di Umpli Belluno, Davide Praloran. Diamo un po' i titoli di questa puntata. Nascono Proloco anche nella pandemia, andremo a raccontare alcune Proloco che nel Bellunese sono nate in quest'anno di emergenza. Proloco con il cuore per le famiglie, obiettivo natura, l'offensiva delle associazioni è green e poi decreto sostegni quali le opportunità per le Proloco venete. Io comincerei dal Padovano, andiamo a Pernumia, dove possiamo raccontarvi quello che sta facendo una Proloco che si dona alle famiglie e cerca ovviamente di onorare il tesseramento e guardare ai prossimi mesi con un po' di fiducia per dar vita a nuove attività. È così, Presidente Rango? Sì, guardi, le spiego in poco tempo. La Proloco di Pernumia nasce il 5 giugno dell'87, 34 anni fa. Da un gruppo di amici è partita da là e è diventata grande, subito tenendo da conto, prima cosa, l'amministrazione comunale, le associazioni, però ha sempre cercato di unire un po' tutti, di accontentare un po' tutti e di cercare di far gruppo. Cos'è che noi abbiamo fatto in questo periodo? Perché è un po' fatica anche tenere legata la gente, tenerli uniti, trovarci, sentirsi, cioè non è facile fare tutto questo, però qualcosa bisogna fare. Non posso smentire, anzi lo dico qui, col decreto ristori abbiamo avuto un contributo. Abbiamo fatto richiesta, sono saltate delle feste tutte, però ci è arrivato questo contributo e abbiamo detto io e il mio direttivo, perché non aiutare qualcuno magari in difficoltà, perché non fare del bene anche se a descapito nostro, perché sappiamo che ugualmente essendo chiusi le spese ugualmente vanno avanti, però con questo abbiamo deciso di donare delle spese fatte al supermercato a delle famiglie, soprattutto famiglie con bambini che erano veramente in difficoltà. E In questo difficoltà. l'abbiamo fatto col cuore veramente, è stata una cosa un po' commovente e penso che andando avanti, se ci saranno le possibilità, di rifarlo ancora. In questi ultimi giorni non ci siamo fermati e abbiamo pensato soprattutto di questo periodo di pandemia a chi non sta troppo bene, chi è in ospedale, e abbiamo pensato proprio ai bambini. Abbiamo donato 40 uova pasquali all'ospedale di Schiavonia, esattamente al reparto pediatrico di Schiavonia. L'abbiamo chiamato Un sorriso per i bambini e le devo dire che è stata una cosa che non ci aspettavamo. La foto che vedete, ci sono io sulla destra, il mio sindaco, il mio vice e la dottoressa che ci ha appunto ospitato, che ci ha spiegato tante cose, le difficoltà che stanno ugualmente i medici affrontando nonostante tutto, perché non parlando assieme non possiamo sapere veramente i problemi quali sono. E poi tante altre iniziative che noi
Ecco, queste che vedete sono le spese che abbiamo fatto per le famiglie in difficoltà e speriamo Certo. di poterlo rifare, insomma, ecco. Abbiamo anche Speriamo di ripartire il altre, prima possibile. Mi certamente, dica. abbiamo altre immagini da commentare, Presidente. Qui Sì, vediamo il tesseramento. questo è il tesseramento che abbiamo fatto poco tempo fa, sì, c'è È al stata una centro il giornata sindaco. dedicata. Mm. Guardi, abbiamo dedicato una mattinata, una domenica, dove abbiamo fatto un gazebo in centro del paese, come vede, e avevamo detto con i nostri collaboratori, ma guarda, mi hanno fatto una domanda, due, quante persone pensi di fare oggi? Io dico, spero tante, ma per me arrivare già a 30 mi sembrava già un successo, mi sembrava abbiamo superato i 100 tesserati in mezza giornata e nonostante tutto ancora abbiamo chiamate, faremo un'altra mattinata ancora, adesso appena ci liberano un po', appena che si possa trovarci. La mia paura è quella di non essere più capaci di ripartire perché tutti questi mesi fermi, noi che siamo sempre stati un proloquo in movimento con mille cose, perché se facciamo un po' retromarcia, la nostra è una struttura fissa, sicché avendo una struttura fissa è come avere, cioè, è una partita IVA vera e propria, i collaboratori sono assicurati, è un posto di lavoro dove si lavora al sicuro, abbiamo trovato degli inghippi dove abbiamo risolto e da là siamo partiti a fare tutte le cose in regola come bisognava fare. Però tutto questo costa. Però Certo. adesso diciamo speriamo partire il prima possibile. Il tesseramento è stata una bomba. È stata una bomba, fa tessuto sociale attorno alle nostre Proloco e sicuramente Proloco rispettano tutte le regole e lo sappiamo che in questo paese ci sono regole tante volte che bisognerebbe mettere un punto interrogativo, no? Magari una festa paesana viene trattata come un concerto a San Siro, che sa un po' dell'incredibile a volte, no? Sì, diciamo, io mi dico tante volte, per fortuna facciamo volontariato, ma quelli che ci mandano da pagare tutta sta roba pensano a queste cose. Io non parlo di acquisto di generi alimentari, parlo di tutto quello che corre dietro a tutte Beh, le riunioni, a tutti i Presidente, permessi, a tutte le carte in regola. sicuramente non lo pensano, ma sicuramente verrebbero in questo periodo alla festa dell'asparago a Pernumia. Sarebbe questo, no? Il Eh, periodo che Questo è immagino un piange tasto il cuore, dolente no? perché sì, è il secondo anno che dobbiamo dire di no apposta per questa pandemia. Diciamo che l'asparago di Pannumia è conosciuto in tutto il mondo, dicevo prima anche il suo collega, è la prima risorsa del paese, siamo 4.000 abitanti e tutto, maggior parte, basato sull'agricoltura. Se perdiamo questa cosa, non so questo paese come potrà veramente andare avanti. È la prima risorsa del paese agricolo, ecco questo, e ci sono i numeri. Che asparago è? È una Asparago dio... bianco, Sì? sì, dall'anno scorso dovevamo fare la festa della fondazione del consorzio, il Sì? consorzio c'è, dell'asparago di Pernumia, però c'è ma è soffocato, non viene conosciuto tramite i media perché non possiamo fare tutte queste pubblicità come Quindi è vogliamo un noi con le consorzio feste. di tutela perché è una DOP? Sì, Ok, sì, quindi una denominazione di origine protetta per questo esatto. prodotto. Quindi un areale ben specifico e dei disciplinari di produzione ben specifiche che danno poi garanzie ai consumatori che il prodotto esce eccellente. Presidente, facciamo un salto in un'altra provincia, poi torniamo da lei, magari anche ci racconta cosa state pensando per i prossimi mesi. Quindi facciamo un Grazie. salto nel bellunese, andiamo da Elvio Cecchet, proloco di Pedavena. Elvio, immagino che i racconti delle bellezze della proloco di Padova, di Pernumia, fanno un po' scopa, no? Anche con il sentire dei volontari
la Proloco di Pedavena. C'è un po' una sofferenza latente, però c'è tanta voglia di darsi da fare. Grazie. La Proloco di Pedavena è nata su un territorio incantevole e produttivo come Pedavena. Non poteva che affondare solidi e profonde radici la Proloco, una delle più attive della Regione Veneto. Il sodalizio, fondato nel 1990, organizza ogni anno oltre 40 mercatini di prodotti artigianali, manifestazioni sportive come la corsa di Babbo Natale, che ha superato i 1500 partecipanti. Feste, sfilate e manifestazioni benefiche. Io sono presente fin dalla fondazione e è per me sempre motivo d'orgoglio potermi definire presidente di una Proloco così attiva e formata da instancabili volontari sempre al mio fianco. Il nostro obiettivo è far scoprire ai visitatori le bellezze naturali, con le camminate sul Monte Avena e la proficua collaborazione con il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, per il quale gestiamo il centro visitatore Il Sasso nello Stagno, in piazza 1° Novembre, è il punto informazioni in Pian d'Avena e la storia locale che rivive attraverso le tradizioni come la desmontegare, i prodotti enogastronomici tipici, sempre presente ai nostri mercati, la festa dell'orto e l'area produttiva, indissolubilmente legata alla fabbrica di birra. In questo momento abbiamo pensato di andare un po' oltre, che qua ringrazio per questa opportunità. Abbiamo creato un volantino che siete già in conoscenza, che l'avete già, mi sembra, eccolo qua. Abbiamo creato questo volantino per incrementare il tesseramento delle Proloco di Pedavena, ma è anche stimolante per tutte le Proloco e consorzi della provincia di Belluno. Il nostro presidente Davide non è soddisfatto di come vanno i tesseramenti. Dobbiamo fare ulteriori sforzi. Allora, grazie Elvio, questo è il volantino, no, che state ovviamente distribuendo per sensibilizzare le persone, ma anche gli esercenti locali. State tessendo un po' una trama per coinvolgere anche le attività economiche di Pedavena. Certo, è proprio un momento un po' come un po' in ogni provincia, in ogni comune. Turismo e il commercio sono fermi. Comunque è da tanti anni che noi abbiamo iniziato la collaborazione con i commercianti di Pedavena e siamo a un buon punto. Abbiamo l'appoggio al 100% della birreria Pedavena e tutta l'attività della birreria Pedavena, che non si ferma solo in birreria, e anche il centro. Ecco, Elvio, andiamo a vedere insieme qualche immagine, se me la commenti, che parlano un pochino delle attività che svolgete durante l'anno, quelle che hai citato e quelle che speriamo di tornare a vivere insieme, no? Come quella di vivere questi sentieri straordinari, magari, però ci sono anche queste attività che non so se ci sei tu anche qui dietro, no. No. Maurizio dice sì. No, questa è una delle corse della Befana che facciamo noi e poi vengono premiati. Perché voi fate un Natale davvero speciale, perché c'è un Natale davvero che accompagnate anche sui murales, no? Da quello che leggevo. Abbiamo fatto un Natale veramente proprio speciale nel 2020 e abbiamo proprio alla scoperta di presepi, di borghi, degli addobbi, delle frazioni e delle murales. È stata una cosa con oltre 100 volontari, hanno lavorato diciamo per mesi, è partito grazie alla nostra amministrazione comunale, all'ufficio commercio, all'ufficio turismo, che qua vorrei dire due cose. Invito tutte quante le Proloco a collaborare
con i comuni, con le amministrazioni, perché per noi è molto importante. Diciamo che i nostri trofei e il nostro lavoro viene premiato grazie a questo appoggio che abbiamo dalla nostra amministrazione comunale di Pedavena. Quando facciamo qualcosa, il consiglio e i volontari sono formati oltre il 50%. È bello vedere i volontari di Pedavena, della Proloco, assieme ai consiglieri, che è anche un consiglio giovane all'interno della nostra amministrazione. È molto bello vederli proprio che collaborano assieme con gioia e con tanto spirito. Ecco, qui abbiamo delle immagini che parlano di addobbi, no? Quello che stavi dicendo, e alla base per far questo ci vuole sempre ovviamente qualcuno che mette in macchina tutti i pacchi e poi parte, giusto? Ecco, qui vediamo a destra, vediamo la responsabile che assieme a un'altra signora che è una nostra consigliera si sono presi questo onere proprio. Hanno lavorato, diciamo, giorno e notte, non andavano nemmeno a mangiare. È una signora, due signore insieme a diversi volontari. Questo è stato un grande messaggio proprio per tutti i cittadini di Pedavena. Beh, questo è eloquente, cosa sta succedendo in questa foto, e qui abbiamo immagini. La foto era quella della castagnata che noi abbiamo il mese di ottobre, abbiamo 4 castagnate, 3 o 4 dipende il mese, le domeniche le abbiamo nel parco della birreria Pedavena, e quella clou l'abbiamo proprio in piazza Pedavena. Eccoci qua nel parco. Ecco, qui siamo proprio in Pedavena, dove abbiamo il nostro ufficio informazione gestito da 3 ragazze diplomate, e sono tutte e 3 consigliere, ragazze che va dai 22 anni ai 28 anni. Certo, allora Elvio, tra poco ritorneremo anche con te, magari ci parlerai di cosa speriamo accada l'11 e 12 settembre, potremo parlare anche di parapendio, forse a giugno, di una collaborazione speciale. Io mi preparo ad andare da Maurizio Carlesso, presidente di Umpli Vicenza, che tra poco ci racconta del decreto sostegni, dove ci sono delle opportunità per le Proloco. Vi volevo leggere solo alcuni commenti, perché c'è la Proloco di Cologna Veneta che ci saluta, quindi dal Veronese. Alessandro Mursia, buonasera dalla Proloco di Pove del Grappa. Flavio Beggin, buonasera dalla Proloco di Ponso, Consorzio Atesino. E ancora Paola Gaffeo dalla Proloco di Pernumia, saluta il presidente. Teresa Meggiolaro dalla Bassa Veronese, un caloroso augurio di buona Pasqua a tutti, e Giuseppe Aliprandi, anche lui un saluto a tutti noi. Grazie ovviamente a quanti ci seguono, a quanti, ripetiamo, ci stanno vicini. Come sempre un ringraziamento anche a Umpli Veneto che ci permette tutto questo, e ora davvero siamo curiosi di ascoltare il presidente Maurizio Carlesso che ci introduce in questo decreto sostegni. Maurizio, a te la parola. Grazie mille, ma prima di entrare in questo ambito volevo veramente ringraziarvi per questo tipo di presentazione, per questo tipo di opportunità che state dando alle Proloco. Io conosco bene la realtà di Pedavena, ma non conosco assolutamente quella di Pernumia, per cui già prima scambiavo alcune parole dove reclamavo un po' di diritti sull'asparago a Bassano del Grappa, però mi pare di capire che dovrò andare a fare un assaggio anche là. Quello che voi riuscite a mettere in contatto e quello che riuscite a mettere in evidenza con queste situazioni è veramente la conoscenza di realtà, caratteristiche e soprattutto modalità che hanno le Proloco di attivarsi anche in queste realtà, in questi momenti, con queste difficoltà. Quindi volevo assolutamente fare un plauso a tutti i presidenti di qualsiasi ambito della nostra regione o di qualsiasi altro ambito d'Italia, perché stanno facendo veramente dei salti mortali. Non sempre noi siamo nelle condizioni di poter avere degli aiuti, e soprattutto degli aiuti che pensiamo possano essere determinanti, ma correttamente, come dicevo prima e parlavamo prima con il collega Luca Rango di Pernumia,
loro facendo attività commerciale sicuramente rientreranno anche in questo secondo step di aiuti che sono stati proposti dal governo, perché le condizioni sono molto semplici, però devo aver fatto un'attività commerciale. La Proloco, in cui mi ritrovo solo ed esclusivamente ad avere un'attività istituzionale, non sarà soggetta a nessun tipo di aiuto, perché tutto il meccanismo funziona e riguarda la differenza di valore che c'è tra quello che ho fatturato nel 2019 e quello che ho fatturato e quindi servito ai miei ospiti nel 2020. Dovrà uscire un calcolo medio mensile di quello che è stato il mio fatturato e a seconda di quanto ho fatturato, inteso che hanno fatto delle scalette fino a 100.000, da 100.000 in 400.000 eccetera, avrò una percentuale di ristorno. Dall'altro ieri è iniziata la possibilità di fare questo tipo di richiesta, quindi sarà opportuno assolutamente attivarsi e fare questa valutazione. È estremamente importante e vale assolutamente la pena. Mi collego però a questo fatto, a questa opportunità che c'è, non solo per dire che con questo decreto sostegni avremo un piccolo rientro e avremo delle possibilità, ma non molte delle nostre Proloco, per esempio, gestiscono la questione del 5 per 1000 e diventa estremamente importante anche valutare questo tipo di opportunità. Sono concorde con voi che ci saranno delle problematiche relative alla rendicontazione, però non è sicuramente una cosa insormontabile. Siamo in balia dello Stato? Sì, perché abbiamo tutti i bilanci da gestire, abbiamo le scadenze che per noi sono al 30 di aprile, per le società hanno spostato tutto al 30 di giugno e noi siamo rimasti con il cerino in mano al 30 di aprile. Confidiamo di poter dare delle istruzioni specifiche anche alle nostre Proloco perché possano chiudere anche loro il periodo 2020 nei loro termini corretti e di conseguenza non trascinarsi avanti una gestione che effettivamente non c'è. Se poi mi darete un'altra parola, una successione in questo incontro, vi darò gli aggiornamenti che abbiamo fatto come Umpli Veneto per quanto riguarda la contabilità adattata al 2021, perché sarà un anno di grandi cambiamenti. Grazie. Grazie Presidente. Ovviamente ci sarà tutto un iter per poi accedere a questi, chiamiamoli ristori. Assolutamente sì, però la procedura è già sul sito dell'Agenzia delle Entrate, non sono molti i campi che devono essere compilati, per cui avendo i dati di riferimento del 2020 e 2019 si può tranquillamente gestire e il tutto verrà ristornato direttamente sul conto corrente che viene indicato dalla Proloco oppure, a seconda della mia scelta, sulla gestione della mia compensazione di crediti. Grazie. Maurizio, una riflessione invece sulla tua apertura, no? Questo TG Proloco davvero sorprende per la bellezza di andare a conoscere, come dicevi, territori, caratteristiche diverse, ma anche magari mettere in relazione tra le Proloco che hanno delle affinità o meglio anche delle differenze, magari si collabora meglio quando ci sono delle differenze reciproche da mettere in campo. Ma è assolutamente sempre una situazione in cui si impara. Io parto sempre da questo presupposto. Non di meno, come Proloco, come Umpli Vicenza, con le Proloco della provincia di Vicenza e con i relativi consorzi, abbiamo fatto tutta una serie di webinar per fare proprio il passaggio nei vari consorzi e capire le peculiarità. Ma alla fine di ogni incontro ho chiesto a loro di esprimersi dando vita a quelle rappresentazioni che tu hai prima correttamente chiesto ai nostri due ospiti e ti posso garantire che sono uscite delle cose straordinarie, cose che il presidente provinciale non sapeva e che con questi incontri, con queste caratteristiche è riuscito a portare insieme e soprattutto a conoscenza degli altri. L'unione fa la forza ed è questo che noi dobbiamo far trasparire alle nostre Proloco. Dobbiamo ragionare esclusivamente su quello che io posso di fare in eccellenza e poterlo condividere. Nessuno di noi ha bisogno di fare attività diverse, inventarsi delle cose straordinarie, ma ogni realtà, ogni posto ha delle cose che sono da scoprire o da riscoprire
e specialmente nelle zone che abbiamo noi, consentitemi, ma io sono nato all'estero, sono nato in Svizzera, ma quando guardo le mie montagne, guardo il mio Monte Grappa e poi vado oltre, guardo di là Pedavena, e il cuore si riempie veramente di gioia, perché dal Grappa si riesce a guardare tutta la pianura, i colli Ugani li vediamo un po' lontani, un po' nella nebbia, e poi hanno quegli asparagi verdi, viola, poi ha detto che hanno degli asparagi anche viola, quindi non capisco che tipo di situazioni stanno gestendo là, però è uno spettacolo veramente delle cose, e soprattutto ci sono delle persone che si inseriscono in questo tipo di situazioni, questi tipi di gestioni, questo tipo di rievocazioni che a volte stupiscono in maniera incredibile. Presidente, come sempre ovviamente abbiamo anche sentito dire da Luca Rango che siamo tutti invitati, noi tre in collegamento, sì. a Pernugna per 2 o 3 giorni consecutivi. No, era premesso, era già premesso, perché prima gli ho già detto dove, come, quando, quindi... Va bene, faremo una macchinata quando si potrà finalmente. E allora andiamo alla Proloco di Pernumia per dire, Presidente Rango, guardando ai prossimi mesi, si spera di mettere in campo un po' di Proloco che torni ad abbracciare il territorio come fa sempre? Sì, guardi, sicuramente noi, la nostra speranza, anche perché le devo dire una cosa, questi paesi hanno bisogno delle Proloco. I paesi senza una Proloco sono morti, non ci sono manifestazioni, non c'è gente che gira, cioè tanti paesi sono conosciuti appositamente per le Proloco. Cioè, un paese che non ha la Proloco non è conosciuto come gli altri paesi. Tanti, cioè io giro abbastanza col mio lavoro, ma dove abiti? Ma io abito a Pernumia. Ah, ma io sono venuto a mangiare le rane, io sono venuto alla festa dell'asparago, io sono... Cioè, tanti paesi vengono conosciuti perché ci sono varie feste. Allora, quello che dico io, noi siamo col freno a mano tirato, però questo freno a mano, basta schiacciare un bottone e siamo pronti al massimo. Quello che dico io, partiamo prima possibile, perché così non si può andare avanti sempre. Questo è l'augurio che do a tutti quanti, partire prima possibile, che sia finita questa pandemia, che non ci siano più problemi. Grazie Presidente, Le idee ne abbiamo a 1000. L'ho già detto anche il mio sindaco, faremo festa tutte le settimane, sicuramente. Poi ricordiamo la grande capacità delle Proloco di collaborare con le amministrazioni comunali, ma anche con le altre associazioni, che non è cosa da poco questa. E altri messaggi? Mirella Pizzo, buonasera dal presidente della Proloco di Bovolenta, Enrico Scotton che ci segue, grazie Enrico, e fa un buonasera a tutti dalla Proloco di Noale. Maria Grazia Canazza, buonasera dalla Proloco di Monselice. Possono questi giorni di festa, ci dice, portarvi nuova speranza per un domani migliore. Buona Pasqua. Grazie anche a Maria Grazia Canazza. E adesso andiamo a sperimentare nel bellunese, prima di andare a Pedavena, a collegarci con l'audio, se ci riusciamo, con Davide Praloran, presidente di Belluno. Davide, ci sei? Scusami, Luca, Sì, Luca, scusami. Buonasera a voi, a tutti. Scusatemi per l'inconveniente, ma è così purtroppo. Allora, siamo in diretta, c'è un problema di tecnologia, ma cerchiamo di superare ascoltandoti. Intanto per un tuo saluto, e ci sarà magari un collegamento diviso in una delle prossime puntate. Noi all'inizio, Davide, dicevamo che una caratteristica nel bellunese è stato che in piena emergenza sono nate ben 3 Proloco. È così? Esattamente, nel 2020 è nata la Proloco di Santa Giustina Bellunese, e dopo la seconda Proloco, che non è da meno, la Proloco di Auronzo, dove si trovano le nostre 3 cime, patrimonio Dolomiti UNESCO. Quindi abbiamo fatto bingo nel 2020 e nel 2021, a poco tempo da febbraio, diciamo, è nata la Proloco di Santo Stefano di Cadore. Altra situazione molto importante, con una bella attività che sicuramente darà lustro alle Proloco bolognesi, ma anche alla nostra organizzazione Umpliveto.
Quindi, beh, complimenti anche a Santo Stefano di Cadore. E se riesci ad abbassare in sottofondo la nostra trasmissione, il nostro TG. Ecco, un altro dato importante è che in quel di Busche, dove c'è una latteria che tutti conosciamo, verrà aperto, se non sbaglio, un ufficio informativo quest'estate, innovativo anche. Sì, stiamo lavorando dietro le quinte in modo molto silenzioso. L'Umpli di Belluno ha concorso a un bando vinto e si tratta di un ufficio praticamente interattivo con un schermo grandissimo touch di cui sarà in funzione entro il periodo estivo, con dentro tutte le informazioni del territorio bellunese, dalla sentieristica alle piste ciclabili, alle varie ristorazioni che ci sono, gli eventi di Proloco e tutto quello che il bellunese può offrire per farlo conoscere. È un punto molto strategico, è alle porte per entrare nel bellunese, siamo nel cuore Feltrino, però lì è un passaggio talmente grande, come ben sapete, perché c'è anche il Bar Bianco della Busche, di conseguenza c'è una montagna di turismo che ci passa settimanalmente per andare a fare le vacanze o fare le escursioni durante l'arco dell'anno. Certo, c'è un passaggio davvero gustoso. Allora, nel salutarci, Davide, se ci puoi, allora, Elvio Cecchet non ci ascolta, se ci puoi parlare un po' di questa Proloco di Pedavena, sono bravi come dice Elvio? Diciamo che è una delle Proloco che vanta sicuramente il prestigio di essere intanto su una bella zona, perché comunque si trova a fare attività all'interno del parco di Pedavena, dove c'è anche la birreria Pedavena e la produzione della birra Pedavena, il che non è poco. Sicuramente è un punto strategico che la Proloco Pedavena ha a suo favore, lo sta sfruttando, lo sta promuovendo in modo molto ma molto forte e con diverse iniziative che ho sentito dire questa sera dal Presidente, e in effetti è vero, fanno delle attività che sono riconosciute non solo nel territorio di Pedavena ma anche fuori provincia, perché sempre per la punta dell'iceberg che certe volte si vede solo il Polo Nord, si vede anche Pedavena, perché effettivamente si impegnano tantissimo. La Proloco Pedavena comunque ha una storia, una sua storia, sta confermando tuttora. Non che le altre Proloco bellunesi siano da meno, questo ovviamente, perché comunque abbiamo oltre 55 Proloco nel bellunese che operano dalla parte del Cadore, della Gordino, quindi la parte alta della montagna dove ci sono Proloco che lavorano sempre promuovendo il territorio e magari certe volte in modo silenzioso. E certo vanno sostenute tutte, però il mio spot da presidente provinciale è sempre stato quello di dire aiutiamo quelle più piccole che hanno bisogno, quelle più grandi sicuramente hanno bisogno del nostro sostegno, però quelle più piccole devono essere comunque sempre tenute in considerazione, perché sono Proloco, grazie. Sono i gioielli di famiglia. Certamente, grazie all'Umpli Belluno, al presidente Davide Praloran, grazie di cuore e alle prossime, ne conosceremo altre di Proloco bellunesi. Grazie davvero di cuore, grazie ancora Presidente. E andiamo. Grazie ancora, andiamo allora da Elvio Cecchet, chiudiamo il collegamento intanto dalla regia con il Presidente di Umpli Belluno. Elvio, ci salutiamo dandoci un appuntamento 11-12 settembre, cosa succederà a Pedavena? No, diciamo non succede a Pedavena perché è una festa organizzata dal Comitato Umpli provinciale, però sì? Lo posso dire lo stesso, ovvero l'abbiamo iniziata l'anno scorso questa festa e l'anno scorso l'ha fatta il Consorzio Valcismon, quest'anno sarà il Consorzio Sinistra Piave. L'11-12 settembre il Comitato Provinciale Belluno organizza la seconda grande festa nel parco della Proloco Caorera di Quero Vas Belluno. La potremmo chiamare la ripartenza all'ombra delle Dolomiti. Sarà una vetrina dedicata a tutte le Proloco e consorzi del bellunese, con ospiti di eccellenza, Consorzio Proloco Sinistra Piave e le sue 6 Proloco, con i loro presidenti, il comitato provinciale e le amministrazioni comunali, padrini e organizzatori dell'evento,
All'interno del parco ci sarà il mercatino di prodotti bellunesi a chilometro zero e i prodotti del parco Dolomiti Bellunesi, con la partecipazione di aziende agricole e agriturismi del territorio, più una parte di artigianato locale e gruppi folk della zona bellunese. Tutte le pro loco potranno promuovere con assaggi e gastronomici e varie pietanze del territorio. Questo sarà come trampolino anche per promuovere le Olimpiadi invernali di Cortina. Ospiti invitanti, dirigenti nazionali, regionali e provinciali dell'UMPLI. Grazie Elvio. Quindi c'è un appuntamento importante da non perdere. Siamo sicuri che a settembre lo vivremo davvero all'aria aperta con la possibilità di viverlo in libertà. Io vi inizio a salutare, ovviamente ringrazio la vostra partecipazione che ha dato ricchezza a questo TG Pro Loco. Grazie anche a altri due messaggi di Mattia Merlino Liboni, buonasera dalla Pro Loco di Nanto, provincia di Vicenza. Grazie, e anche a Chiara Mantovani che ci saluta dalla Proloco di Masi. Nel chiudere, ovviamente grazie in regia a Valentina, a Erika, a tutto Umpli Veneto, e avendo il presidente di Umpli Vicenza, io chiedo a lui di fare una chiusa davvero finale con l'augurio di buona Pasqua da parte del presidente Giovanni Folador a tutte le Proloco, a tutti i volontari, e in chiusura avremo un piccolo video da guardarci insieme, tutto da scoprire come nelle altre TG. Maurizio? Grazie mille, ben volentieri, un saluto lo porto a nome di tutti i nostri, i vostri amici che sono uomini pro. Quello che mi preme però sottolinearti, Luca, ancora un secondo, è quello che Umpli Veneto si sta organizzando per sostenere, aiutare e portare avanti le Proloco. Sta facendo una sfida importantissima dal punto di vista tecnologico. La prossima settimana organizzeremo i prossimi incontri per il passaggio alla contabilità per le Proloco con una nuova procedura affinché tutti possano essere allineati. Passeremo dall'informazione che abbiamo già fatto nel mese di gennaio e febbraio alla formazione pratica, quindi sul campo, con determinati passaggi, in modo che loro possano essere tranquillamente in grado di gestirsi tutto quello che serve. Questo serve anche proprio per la questione dei ristorni, per poi avere la possibilità di avere i dati direttamente e per potersi gestire qualsiasi attività venga in questo senso. Vi pregherei le nostre Proloco di continuare a visitare il sito dell'Umpli Veneto, perché le informazioni che stiamo dando sono sempre là, sono presenti, sono portate alla conoscenza di tutti, ma soprattutto in questo caso nel ringraziarvi per questa importantissima serata, che per quanto riguarda la mia persona è veramente graditissima, perché mi ha fatto scoprire, conoscere e portare questo saluto a tutte le Proloco che sono collegate. Auguro una buona Pasqua a nome mio personale, delle mie Proloco del Vicentino, ma soprattutto di tutte le Proloco del Veneto. Grazie. E buona Pasqua a tutti e grazie. Grazie Presidente. Anche da Proloco di Cologna Veneto arriva un saluto gradito. Dice: grazie a voi che fate conoscere le nostre grandi Proloco. Alessandro Mursia ci fa gli auguri di buona Pasqua a tutti e complimenti alle Proloco, ovviamente. Andiamo in conclusione. Ancora buona Pasqua anche da me personalmente e da tutto lo staff che mi circonda. Grazie, e andiamo a concludere con questo video. Grazie ancora, a giovedì prossimo, stesso orario, ancora TG Proloco. Grazie a voi presidenti. Grazie. Un saluto a tutti e anche un invito e un ringraziamento. Un invito a associarsi e quindi a sostenere la propria Proloco. Ognuno di noi dovrebbe sostenere la sua Proloco. Sono 6.000 le Proloco italiane e quindi penso alla settimana del socio indetta dalle Proloco italiane, che va ovviamente dall'8 al 14 marzo ed è un'occasione per sostenere i volontari che fanno grandi le nostre comunità.
E dall'altro un grande ringraziamento alle 6.000 Proloco italiane, a tutti i volontari, a tutti coloro che quotidianamente dedicano il loro tempo libero ovviamente a quello che è il bene comune, il bene della comunità, nella promozione dei prodotti tipici, dell'identità, dei territori, nella promozione turistica. Insomma, le Proloco, se non ci fossero, bisognerebbe inventarle. Quindi ricordatevi, settimana del socio, sostenete le vostre Proloco, le nostre Proloco, le Proloco ovviamente italiane, 6.000 Proloco in tutta Italia.